Già, cos'hanno visto gli alberi? Stiamo parlando degli alti alberi dei boschi delle nostre montagne, larici, abeti, pini, le splendide conifere che animano i pendii, costeggiano le salite e muovono la neve e le stelle. Hanno visto la grande guerra. Proprio qui vicino, infatti, correva il lungo fronte italo-austriaco che partiva dallo Stelvio e attraversando tutte le Dolomiti giungeva sino al Carso. Gli alberi vedono, nella lontana estate del 1915, i primi mezzi salire e con fatica giungere sin dove possono. Costruiranno postazioni, forti e trincee a vertiginose altezze.
Logicamente primo impatto non ti rendevi conto di quello che ha la gravità, perché la gravità dopo è stato i giorni successivi, quando siamo entrati, siamo cominciati a girare dove si poteva girare, siamo andati in alto io e i miei colleghi per vedere dall'alto cosa, e da lì ci siamo resi conti che purtroppo il danno non era un danno limitato, era un danno grosso che come dicevo prima ci vorrà centinaia d'anni insomma per ripristinare questo danno di Vaia. Niente, dopo Vaia ha cominciato il discorso di vendere questo legname, allestirlo velocemente perché si sapeva che il legname per terra porta degli insetti che attaccherà sicuramente quello buono. Allora è stata la corsa, logicamente le ditte grosse si sono accaparate tutto il legname a prezzi stracciati. Noi obbligati a vendere per non lasciare il legname per terra, loro si approfittavano, ti davano niente. Per farti un esempio, il venerdì prima di Vaia venduto un lotto piante in piedi a 140 euro. Dopo 15 giorni di Vaia che l'hanno venduto a 13 euro. Questo vuol dire un decimo di quello che valeva prima, le stesse piante. E purtroppo al momento che tu sei obbligato a portarvi il legname, devi accettare quello che dicono loro. E non c'era altro modo per portare via sto legname, insomma. Tempesta Vaia. Qui in Dolomiti l'hanno chiamata così, il vento che ci si è rivoltato contro e a cui non ho potuto resistere. Guardami ora, io sono il bosco. Questo è lo schianto di un'economia che non pensa al futuro, la cecità di uno sviluppo senza controllo. Io sono il bosco.